Capozzi 337 per l'assessore Rosolen, perché INPS non eroga il bonus regionale da 350 euro ai possessori di assegno sostitutivo di invalidità civile. Grazie Presidente. La mia IRI verte su una misura a favore della tutela del reddito dei pensionati introdotta con l'assestamento regionale di bilancio lo scorso luglio. Prevede l'erogazione in collaborazione con l'Istituto Pensionistico di un contributo economico annuale che ammonta a 350 euro a favore dei titolari di pensione INPS residenti in Friuli Venezia Giulia con importo inferiore o pari al trattamento minimo e un'attestazione ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. L'INPS procede d'ufficio, quindi i titolari di pensione non presentano alcuna domanda all'individuazione dei beneficiari in base a tre requisiti previsti al 31 dicembre dell'anno precedente all'erogazione e con nota formale ne comunica il numero alla Regione che trasferisce le risorse all'INPS. Ora il sistema di conciliazione integrato Siconte INPS avrebbe indicato che l'assegno sociale sostitutivo derivante dalla trasformazione dell'assegno mensile di assistenza al compimento dei 67 anni non rientrerebbe tra le prestazioni assistenziali e previdenziali che danno titolo alla corresponsione del sussidio economico. Faccio questa precisazione perché nel decreto del Presidente della Regione numero 150 che disciplina questa misura, approvato il 25 novembre 2024, viene individuato proprio nell'allegato 3 la platea dei beneficiari tra coloro in possesso di assegno sociale anche sostitutivo di invalidità civile. Fatte queste premesse, interrogo la Giunta regionale per sapere quante sono le persone in possesso dell'assegno sociale sostitutivo di invalidità civile che non stanno percependo il sussidio economico di 350 euro, pur essendo individuate nella platea dei beneficiari ai sensi dell'allegato 3. Comma 1 del regolamento approvato appunto il 25 dicembre 2024 e perché secondo l'amministrazione regionale queste non debbano riceverlo. Grazie. Grazie, prego Assessore. Consigliere, fatte salve le premesse che lei ha già illustrato e quindi sia il riferimento alla parte normativa sia quella regolamentare, cercherò di rispondere alle sue domande. Con riferimento alla prima domanda, le persone che godono dell'assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile percepiscono il bonus regionale. Si tratta infatti dei titolari di assegno sociale derivante dalla trasformazione delle pensioni di inabilità per invalidi civili. Il loro numero non è noto, ma l'informazione è stata richiesta ad INPS e verrà fornita non appena disponibile. La Regione non conosce il numero di persone che godono dell'assegno sociale sostitutivo dell'assegno mensile di cui è l'articolo 13 della legge 118 del 71 e anche in questo caso l'informazione è stata richiesta all'INPS e verrà fornita non appena disponibile. Rispetto alla sua seconda domanda, come detto, il regolamento indica esplicitamente che sono inclusi tra le prestazioni assistenziali anche e solamente le pensioni sociali e gli assegni sociali che derivano dall'automatica trasformazione al compimento dei 67 anni della pensione di inabilità agli invalidi civili, come si evince dalle parole incluse tra le parentesi, anche sostitutivo di invalidità civile. L'asterisco in calce alla tabella precisa inoltre che non vengono presi in considerazione altri trattamenti, quali l'indennità di accompagnamento o l'indennità di frequenza. L'assegno mensile di assistenza è una prestazione economica di natura assistenziale che il legislatore non qualifica come pensione e per quanto si trasformi anch'esso in assegno sociale sostitutivo al compimento dei 67 anni, la tabella non consente di assimilarlo all'assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
Si tratta infatti di una prestazione disciplinata dall'articolo 13 della legge 118 del 71, disposta a favore di soggetti ai quali sia stata riconosciuta una riduzione parziale delle capacità lavorative in possesso di un reddito inferiore a determinate soglie stabilite d'anno in anno, che non svolgono attività lavorativa per cui in tale condizione sussiste. La Giunta regionale, pur tuttavia, proprio alla luce del fatto che non siamo i titolari delle varie forme normative e regolamentari che regolano tutto il sistema, diciamo, semplificato a livello previdenziale, a livello nazionale, ci impegniamo, come faremo con tutti gli altri casi dovessero manifestarsi, ad approfondire il tema, ad acquisire da INPS tutte le informazioni relative alle platee dei beneficiari rispetto anche a quest'ultima forma di prestazione assistenziale, che è diversa dalle prestazioni previdenziali immaginate all'interno delle norme, e a questo scopo già la prossima settimana noi vediamo INPS. Siamo nella fase di prima applicazione. Il sistema previdenziale è competenza esclusiva dello Stato ed evidentemente la Regione, anche nella definizione delle tipologie che hanno diritto all'accesso a questo sistema di previdenza, tiene conto di quelle che sono le indicazioni puntuali della norma, tant'è che all'interno sia della legge che del regolamento noi puntualmente abbiamo ricevuto da INPS la platea non numerica e non nominale, ma semplicemente dei beneficiari di puntuali previdenze. Rispetto a questo è evidente che nella ipotesi di ampliamento e nello studio di tutte queste misure, la misura troverà la sua formulazione migliore, cercando di includere più persone che ne abbiano diritto possibili. Grazie. Grazie, prego, replica. Voglio ringraziare l'assessore per la risposta e soprattutto per la volontà di ampliare la platea dei beneficiari, anche perché parliamo di persone che versano in difficoltà e 350 euro, che possono sembrare una cifra irrisoria, per qualcuno costituiscono una cifra importante. Preciso che ci siamo mossi proprio a seguito di un chiarimento richiesto da un cittadino a cui è stato risposto proprio dal sistema di conciliazione integrato qualcosa che ha del incredibile, perché se in prima battuta viene detto che le due prestazioni assistenziali che danno diritto al beneficio sono indicate in modo specifico e fanno riferimento a pensione sociale, assegno sociale, sono inclusi in questa fattispecie pensioni sociali e assegni sociali che derivano dall'automatica trasformazione della pensione di invalidi civili al compimento dei 67 anni di età. In seconda battuta però dice che questa prestazione è quindi in contraddizione assistenziale al compimento dell'età anagrafica per il diritto dell'assegno sociale, 67 anni, si trasforma in assegno sociale sostitutivo, e l'assegno sociale sostitutivo non rientra tra le prestazioni assistenziali e previdenziali che danno titolo alla corresponsione del bonus. Quindi noi abbiamo colto una chiara contraddizione rispetto a questo. Comunque, ad ogni modo, Assessore, se ci sta una struttura a cui si può rimediare, io mi rendo disponibile anche a presentare, confrontandomi con lei, un emendamento anche nella multisettoriale. Ecco. Va bene, allora mi auguro che comunque questa situazione venga comunque risolta. Ecco. Grazie.